Casa oggi, questo giorno caldo, ma quanto è bello che siamo qua nella presenza del nostro Signore. Ci saranno anche 2 o 3 domeniche così calde, ok? Non possiamo dimenticare, sempre è successo così. E siamo grati al nostro Dio che possiamo iniziare questo culto. Tutto ok con voi? Nella gioia? Pronto per partire in Brasile? Ok, l'ultima domenica loro qua con noi e partono questa settimana. Ok, preghiamo, possiamo iniziare il culto. Quando arriviamo alla presenza del Signore, sappiamo che c'è Lui, c'è questa presenza eterna. Quando arriviamo alla presenza del Signore, sappiamo che Lui ascolta e esaudisce le nostre preghiere. Quando arriviamo alla presenza del Signore, insieme alla Chiesa, ai fratelli e sorelle, sappiamo che c'è Lui e perciò che Lui è presente qua con noi. Tra poco usciremo di questo posto, ma allo stesso tempo c'è Dio, perché Lui è sempre, sempre con noi. Grazie Padre perché siamo qui, questa mattina a offrirti un culto, stare assieme con fratelli e sorelle. E grazie Padre perché abbiamo deciso di offrirti questo culto. Abbiamo deciso per il meglio. E è per te. Ti ringraziamo Padre perché tu ci sei. E grazie Padre perché questa libertà che abbiamo di adorarti, di servirti, è perché c'è il sangue di Cristo Gesù che ci ha perdonato. E noi siamo qua una famiglia, Padre, che abbiamo ricevuto perdono. Non c'è nessuna colpa, nessun debito, perché tu ci hai perdonato. E grazie Padre perché questa liberazione che tu ci dai. E vogliamo camminare questa mattina, Padre, vivendo questa esperienza del perdono, della tua grazia. E tu che sei il nostro Dio santo, santo, santo. Tu fai questo sguardo d'amore verso di noi e tu ricorderai e ci farai ricordarci che Cristo Gesù è morto sulla croce per noi. E noi adesso possiamo arrivare davanti a te, tu che sei santo, santo, santo. Arriviamo davanti a te giustificati per Cristo Gesù. Grazie. E vogliamo adorarti, oh Padre, adesso e lodarti, aprire il nostro cuore, la nostra bocca in modo molto intenso con te. Perché vogliamo vivere questa esperienza viva con te. Grazie. Questo culto è per te. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi? Possiamo cantare? Possiamo adorare il nostro Dio? Possiamo dichiarare che questo Dio è santo, santo, santo e possiamo vivere questo momento di adorazione al nostro Dio. Buongiorno Chiesa, esaltiamo il nome del Signore, dichiariamo che Lui è santo, spero che la vostra settimana sia andata perfettamente nonostante le difficoltà, spero che sia stata una settimana piena della presenza del Signore, quindi adesso è il momento di dichiarare che Lui è forte, che Lui è potente e che ogni giorno vivremo per Lui. Amen. Tu sei santo, sei potente, tu sei degno, degno di lode, ti seguirò, ti ascolterò, e per sempre ti amerò. Io canterò, io loderò, il grande l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò e mi prostrerò davanti al Re. E io canterò, io loderò, il grande Re, l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò e mi prostrerò davanti
sei santo, tu sei santo, sei potente, sei potente, tu sei degno, tu sei degno di lode, ti seguirò, ti ascolterò, e per sempre, ti amerò, e io canterò, l'adorerò, il buon grande l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò, e mi prostrerò davanti al Re, e io canterò, io loderò, il grande Re, l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò, e mi prostrerò davanti al Re, principe di pace, ogni dì vivrò per te. E io canterò, io loderò, il grande Re, l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò, e mi prostrerò davanti al Re, e io canterò, io loderò, il grande Re, l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò, e mi prostrerò davanti al Re, principe di pace, ogni dì vivrò per te. Principe di pace, ogni dì vivrò per te. E continuiamo nella presenza del Signore questa mattina, continuiamo a dichiarare che Lui è santo, continuiamo a dichiarare che nessuno è come Lui, perché io non so cosa significa Signore per voi, ma quando ci avviciniamo di più a Lui riusciamo a riconoscere che non c'è nessun altro come Lui, che nessun altro può capirci fino in fondo come Lui ci capisce. E quindi questo è il momento di poter adorare il Signore, questo è il momento di aprire i nostri cuori, di lasciare la timidezza da parte, di lasciare qualsiasi altro pensiero che ci stia impedendo di lodare il Signore e lodare il Signore con tutto il nostro cuore per poter dichiarare che Lui è buono, che Lui è santo, che solo Lui può capirci e lasciare che Lui faccia un lavoro nei nostri cuori e nelle nostre vite. Nessuno è come te, nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità non troverei nessuno come te. Nessuno è come te, nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità non troverei nessuno come te. La tua bontà scorre come un fiume, sempre guarisce il mio cuore. Nelle tue braccia mi sento al sicuro,
nessuno è come te. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità non troverei nessuno come te. La tua bontà scorre come un fiume, sempre guarisce il mio cuore. Nelle tue braccia mi sento al sicuro. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Nessuno è come te. Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità non troverei nessuno. Dichiariamo ancora una volta che non c'è nessuno come il Signore. Nessuno è come te. Nessun altro sa capire il mio cuore. Se cercassi per l'eternità non troverei nessuno come te. Se cercassi per l'eternità non troverei nessuno come te. Signore, ti ringrazio perché sei unico, Signore. Ti ringrazio perché non c'è nessuno come te, Signore. Ti ringrazio perché ami ognuno di noi, Signore, e provvedi sempre a fare il bene per le nostre vite, Signore. Provvedi sempre a prenderti cura di noi, a provvedere per le nostre necessità, anche quando non meritiamo, Signore. Anche quando non meritiamo, possiamo la settimana senza cercare la tua presenza, Signore. Tu sei sempre pronto a essere là per noi, sei sempre pronto a darci una parola, a correggerci, ad amarci, Signore. Ti ringrazio perché non ci abbandoni mai, ti ringrazio perché perché non sei come le persone di questo mondo, Signore, che magari ti abbandonano alla prima difficoltà, al primo errore, Signore. Tu all'ennesimo errore, Padre, sei là che ci hai perdonati, Signore, sei là che sei pronto ad abbracciarci di nuovo, sei pronto a darci un amore per il quale il nostro cuore clama, Signore. Sei pronto a darci quell'amore che riempie i nostri cuori. Sei pronto ad essere lì, Signore. Sei pronto. Io non so neanche spiegare, Signore, com'è il tuo amore. Non saprei quantificarlo, Signore. E veramente, se cercassimo per l'eternità non troveremo mai nessuno come te, Padre. È indescrivibile la tua bontà, Signore. Io ti ringrazio, Signore, che questa mattina sei qui con noi. Ti ringrazio della tua presenza. Ti ringrazio perché vuoi fare opere meravigliose attraverso questa Chiesa, attraverso queste persone, in questa domenica, Signore. Ti ringrazio, Padre, perché hai un piano per la vita, per la nostra vita, per le nostre vite peccatrici, Signore. E ti chiedo davvero che questa mattina possiamo umiliarci alla tua presenza, che questa mattina possiamo inginocchiarci a te, dichiarare che tu sei l'unico che può aiutarci nelle situazioni più complesse della nostra vita, nelle situazioni più semplici della nostra vita, Padre, dove molte volte ti dimentichiamo, che possiamo inginocchiarci a te questa mattina, dichiarare che tu sei santo, dichiarare la tua gloria e la tua grandezza, Signore, perché ognuno di noi e soprattutto questo mondo ha bisogno di sapere che c'è un Dio più grande che va al di là di ogni cosa, Signore. Questo mondo ha bisogno di sapere questo, Signore. Ma noi prima dobbiamo inginocchiarci a te, dobbiamo prostrarci, umiliarci e riconoscere che tu sei Dio, Signore. Ti ringrazio, Signore. Amen.
Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, Lascia che Lui sia il tuo rifugio, che nient'altro possa esserlo. esserlo. Se nel mar io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare, mi fa camminare sopra le acque. Tu sei il Dio della mia salvezza, sei la mia rocca, la mia fortezza, il mio Signore, il mio Salvatore. Se il sole tramonta e viene la notte, tu sei la mia guida. Se la tempesta devo affrontare, tu sei mio rifugio. Se nel mar io affondo, la tua mano su mi riporta per respirare, mi fa camminare
Non so cosa Dio sta lavorando nei vostri cuori ultimamente, ma nei cuori di alcune persone che hanno diviso con me, il Signore sta condividendo che abbiamo bisogno di adorazione. Sta condividendo che abbiamo bisogno di tornare al primo amore, abbiamo bisogno di aprire i nostri cuori, davvero, e riconoscere che Lui è santo. E magari non tutti sono emotivi come me, ma io quando penso alla grandezza del Signore, io piango perché non ho come descrivere, non ho come altro sentirmi se non piangere per ringraziare il Signore che Lui mi ha cercato, mi ha trovato e mi ha salvata. E non possiamo mai dimenticarci di questo, non possiamo continuare le nostre vite dimenticandoci che Lui è il nostro Salvatore, dimenticandoci che Lui, tutto quello che Lui fa per noi, per le nostre vite. Non possiamo. Abbiamo bisogno di adorarlo, di ringraziarlo, di riconoscere che Lui è santo, che Lui è degno, di riconoscere che quando siamo nelle difficoltà e stiamo per annegare nei nostri problemi, Lui è là pronto a ritirarci su. Abbiamo bisogno di conoscere in modo più profondo questo Dio della Bibbia, perché molte volte magari leggiamo la Bibbia e non riusciamo a credere che Dio è lo stesso Dio di miracoli, che è lo stesso Dio che ha fatto opere meravigliose attraverso tante persone. Magari a volte diamo per scontato vedere tutti noi qua davanti, ma in realtà siamo persone che vogliamo adorare il Signore, siamo persone che siamo anche noi pieni di problemi, anche noi siamo pieni di difficoltà. Molti di noi che sono qua davanti sono timidi e non farebbero mai una cosa del genere se fosse per loro. Ma il Signore è grande, è così grande da prendere le nostre debolezze, di prendere le nostre difficoltà e difetti e fare grandi opere attraverso le nostre vite. E non possiamo dimenticarci di questo Signore così potente, non possiamo dimenticarci e lasciarlo da parte come se fosse semplicemente un personaggio secondario della nostra vita. Lui è molto di più di come lo trattiamo ogni giorno. Lui è molto di più di quello che riteniamo che Lui sia. E quindi abbiamo bisogno di tornare a questa vera adorazione. Cantiamo la prossima canzone con il cuore arreso a Lui di nuovo, perché sono sicura che Dio vuole che tanti dei nostri cuori si arrendano alla Sua volontà, che tanti dei nostri cuori si arrendano ai Suoi principi, alle Sue regole, non perché è un Dio comandone, ma perché è un Dio che ci vuole bene, sa qual è il meglio per noi, è un Dio che sa qual è la via giusta e quindi dobbiamo smetterla di pensare che noi sappiamo le cose perché non sappiamo niente. Dobbiamo dichiarare che Lui sa, che Lui può guidarci come abbiamo cantato, che Lui è il nostro rifugio. Cantiamo. Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva, la presenza tua. E solo con te sento l'amore che porta la libertà e la vergogna disfa. La presenza tua. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria, inondaci, Signor, con la tua presenza, riempici di te. Di te.
Non c'è nulla che sia pari a te, non c'è nulla che dia la speranza viva. La presenza tua è solo con te, sento l'amore che porta alla libertà e la vergogna disfa. La presenza tua Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te, di te, di te. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Voglio essere più cosciente della tua presenza, realizzare la grandezza della tua gloria. Santo Spirito, vieni su noi, riempi questa chiesa, i nostri cuori, della tua gloria inondaci, Signore, con la tua presenza riempici di te. Di te. Di te. Di te. Amen, gloria a Dio per la sua presenza questa mattina, gloria a Dio per la sua presenza nelle nostre vite. Signore, ti chiedo di continuare a parlare ai nostri cuori questa mattina, di usare la vita del predicatore per poter parlare al tuo popolo, Signore, alla tua Chiesa. Ti ringrazio, Signore, perché so che sei fedele, so che lo farai, Signore. Ti chiedo che ogni mio fratello, ogni mia sorella che magari è entrato dalla porta di questa chiesa cercando qualcosa da te, che possa trovarlo questa mattina, Signore. Che tu possa rispondere alle sue preghiere, rispondere alle sue necessità, Signore. Che possiamo ancora una volta dichiarare che tu sei santo, che tu sei grande, che tu sei potente, che tu possa fare opere meravigliose nella nostra vita, Signore.
E ti ringrazio perché ci hai scelti, Signore. Nonostante tutto, tu hai scelto ognuno di noi. Nonostante tutto, tu ci hai creato così come siamo, con le nostre difficoltà, con i nostri problemi. Molte volte ci chiediamo perché, molte volte ci chiediamo, non vogliamo semplicemente accettare di essere così, Signore, ma tu ci hai creati così come siamo, Signore. C'è un motivo, perché non fai niente senza motivo, non fai niente senza un perché, Padre. Lascia che ogni persona qui presente possa lasciarsi usare da te, Signore, che possa abbandonare le proprie insicurezze, la propria timidezza, qualsiasi cosa che la stia impedendo di servirti, Signore, che tu possa risvegliare nuovi cuori, nuovi servi, che adorino servirti, che adorino stare nella tua casa, nella tua presenza, Signore, perché non c'è cosa migliore che essere qui, Signore, a servire te, Padre. Non c'è cosa migliore di stare qui nella tua presenza, Signore. Non c'è cosa migliore, non c'è come preferire uscire e andare, non so, anche semplicemente a mangiare, che è una nostra necessità, Signore. Non c'è come preferire questo all'essere qua a servirti, Signore. Non c'è come preferire nient'altro a stare nella tua presenza, Padre. Risveglia nuovi servi, Signore, nuovi adoratori che possano uscire da questa chiesa e portare la tua parola, che possono uscire da questa chiesa, portare la tua testimonianza, Signore, e cambiare il mondo, perché il mondo ha bisogno di questo, ha bisogno di sapere che c'è un Dio che può salvarli come ha salvato ognuno di noi. Non possiamo essere gelosi o o egoisti pensando solo a noi stessi, alla nostra salvezza. Abbiamo bisogno di pensare alle persone che sono fuori, che non ti hanno ancora ricevuto, che non hanno possibilità di stare nella tua presenza, che non sanno come sia questo sentimento e ne hanno così profondamente bisogno, come ognuno di noi, Signore. Ti prego, Padre, fai grandi opere attraverso ognuno di noi. Usaci per la tua opera, Signore. Benedici ogni mio fratello e ogni mia sorella che sono qui presenti, Signore, anche quelli che non sono potuti venire, Padre. Benedici ognuno di loro, Signore. Mostrati a loro, rispondi alle loro preghiere, Padre. Ti ringrazio, Signore, per tutto ciò che sei, Padre. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, prezioso adorare il nostro Dio, prezioso. È prezioso per te? Senti questa gioia, allegria quando viviamo questa esperienza con il nostro Dio? Quanto è bello questo. Non possiamo mai dimenticare che siamo nati per questo, per adorare il nostro Dio. E se non c'è questa adorazione, sempre c'è qualche vuoto dentro di noi. Sembra che non c'è una soddisfazione. Ok, vi porto una buona notizia. Oggi è l'ultimo predica do capítulo 4 di Efesini, ok? Pensavo di fare 3 prediche, já estamos nella sexta predica do capítulo 4 di Efesini. Que riquezza! Ma vi porto un'altra bella notizia. È un messaggio che per voi, per tutti noi, non serve. Sabe qual è il messaggio di oggi? Perdono. Tu c'è qualche amarezza con qualcuno o no? Se tu non ce l'hai, una buona domenica a tutti, andate nella pace. Perché oggi parleremo di quello punto più debole nella nostra storia, che è creare questa amarezza, questo dolore, questa ingiustizia contro di me, è quello che tante volte noi soffriamo. Chi già ha sofferto di ingiustizia qua? Chi già ha sofferto dei tradimenti? Chi già ha sofferto qualche parola dura che ti ha offeso, che tu non riesci ancora a portare giù? Solo io? Qualcuno? Ok. E non è semplice. Ma é hoje que nós vamos ver o quanto Deus te ama e Deus te ha perdonato. E é interessante que Deus te dá aquele conselho semplice, que eu devo perdonar allo stesso modo come Deus me ha perdonato. La grande scusa che tante volte noi usiamo qual è? Ah, ma Dio è Dio, Dio può perdonare in quello diverso. Io sono diverso. No!
Oh, o Spirito Santo è dentro di noi. Abbiamo cantato adesso, o Spirito Santo viene su di noi, è con noi, così siamo in grado di perdonare. Leggiamo Efesini 4, 31, 32. Qual è la prima parola? Via. La quinta parola? Amarezza. Via da voi ogni amarezza. Tu ti ricordi di qualche fratello, sorella, qualche persona che tu ti ricordi tinha quel gusto amaro in bocca o no? Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ira e clamore, parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Nostro Padre, grazie della tua parola che è viva. È quella parola che ferisce la nostra anima perché vuole trasformare la nostra vita e essere simile a te. Grazie, oh Padre, perché questa tua parola viva deve trasformare il nostro stile di vita come un cristiano in te. E lo Spirito Santo che è qua in mezzo a noi possa cambiare e trasformare la nostra vita nella tua parola, nel nome di Gesù. Amen, Signore. Quando noi facciamo questa lettura di questa parola, ci sono dei testi qua che veramente ci colpiscono, no? Via da voi, ossia, abbandonate. E Paulo stava parlando di una chiesa che era una chiesa molto interessante e molto bella, ma era una chiesa che aveva una grossa difficoltà di avere dei rapporti tra di loro. Perciò che Paulo inserisce questo perdono, perciò che Paulo parla di amarezza, Paulo parla di situazioni di ira che c'era dentro di quella chiesa a Éfeso. Ou seja, Paulo estava inserindo a quella chiesa dei princípi che loro dovevano abbandonare. Perciò che Paulo fa questo paragone che abbiamo visto na mensagem precedente, o comportamento de cristiano e o comportamento de que se ricorda? Pagano. Ou seja, e Paulo stava dicendo, i cristiani vivono così, ma voi dovete imparare perché i pagani hanno questo atteggiamento. E questo atteggiamento dei pagani non può entrare nella vostra vita, nella vostra storia. Perciò noi abbiamo una vocazione come cristiano di vivere e mantenere questa unità che o Signore ci insegna. Ma i pagani vivono in un modo completamente diverso. Perciò che noi dobbiamo passare per una profonda conversione di vita, di stile di vita della nostra anima. Tante volte noi ci convertiamo e ma io sono così. Calma, lo Spirito Santo viene e transforma. Eu estou colaborando com questa trasformazione. Lo Spirito Santo rivela. E eu comincio a obbedire questa rivelazione di Dio. E quando eu percepisco, eu sono una persona completamente diversa. Perciò sono queste due parole che noi vogliamo camminare questa mattina qua. Via da voi ogni amarezza, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. E sono questi ponto fondamentale per una vita cristiana. Un cristiano che non perdona non conosce Dio. Questo é o centro da mensagem de hoje. Se tu hai dificuldade de perdonar, tu hai dificuldade de conhecer Dio. Se tu hai dificuldade de abbracciare una persona che ti ha tradito, tu hai dificuldade di ricevere un Dio nella tua storia che ti ha abbracciato e ti ha sostenuto. O mio rapporto con Dio è collegato ao mio rapporto con i fratelli e sorelle. E tante volte nós abbiamo questa tendenza di scegliere delle persone più ao nostro agio per stare vicino a questo gruppo di persone e allontanarsi dalle persone che sono difficili a noi. Abbiamo o non abbiamo questa caratteristica? Ah, pastore, quella persona è difficile. Alleluia! Anch'io sono difficile. E tutti noi siamo difficili. Ma c'è qualcuno che ci ha amato? Inizia con Dio. E adesso eu devo imparare a convivere con le persone che è meglio che sono difficili. Perciò la grande ricchezza della vita adesso, eu ho inserito qua qualche frase, è sostituire l'amarezza per il perdono. Eu devo sostituire la giustizia mia, umana, per la giustizia di Dio. Eu devo sostituire la mia vendetta e lasciare tutto con il Signore. Qualcuno já ha fatto qualche vendetta a un fratello? Ah, no, se lui si siede qua, mi siedo là.
Ah, se lui ha vicino di qua, mi ha vicino di qua. Questa è vendetta. Ah, non lo rispondo. Lui mi ha chiamato, ma non rispondo oggi. Questo si chiama vendetta. Ossia, ah no, ma non è, questa è vendetta. Perciò io devo sostituire la mia vendetta e lasciare che Dio agisca. Io devo sostituire un dolore profondo nella mia anima per una pace profonda della mia vita. Io devo sostituire i miei piani, i nostri piani, per un profondo agire di Dio. Io devo sostituire la mancanza di fiducia nel Signore per una completa fiducia e sicurezza in Lui. Chi sta controllando la nostra vita? Chi? Buongiorno, tutto bene con voi? Ok, dobbiamo riaprire il bar là e prendere un caffè per arrivare qua un po'. Chi prende il controllo della nostra vita? È Dio. Chi fa tutto quello che trasforma la mia vita è il Signore. Tutto quello che succede è il Signore. Perciò le avversità della vita è il Signore. I momenti belli è il Signore. Perché quando ho consegnato la mia vita in Lui è il Signore. Io devo lasciare tutto nelle sue mani. Perciò quanto di più io consegno la mia storia al Signore, di più il Signore agirà. Quando comincio a trattenere certe situazioni, il Signore dirà: Caio, tu vuoi agire? Lascio con te. Ma quando io consegno tutto nelle mani del Signore, il Signore dirà: fidati di me? Sì, io agirò. E anche in questo punto del perdono, dell'amarezza, della vendetta, lascia con Dio. E Dio è perfetto e Dio agisce. Perciò quando il nostro comportamento non è così, noi siamo simili ai pagani. Perché i pagani che cominciano a fare le cose sbagliate e noi cominciamo a vivere così. Perdonare è qualcosa che appartiene ao Figlio di Dio, perché soltanto il perdono che noi abbiamo ricevuto di Dio è questo perdono che noi possiamo trasferire alle persone e è lì che c'è la nostra trasformazione. E tante volte noi pensiamo, ma ci sono modi e modi. Un modo è perdonare, è togliere l'amarezza. Un modo è novamente ripartire con una nuova storia con quella persona. Se tu ce l'hai una difficoltà con una persona, tu devi vedere nei tuoi cuori, nei tuoi valori, quello che tu devi cambiare. E il perdono è una guarigione della nostra anima. Matteo 6, 14, 15, dice così: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, o Padre vostro celeste perdonerà chi? Loro. Amém? Mas se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Avete capito cosa dice questo versetto? Tante volte noi diciamo l'unico peccato che Dio non perdona è il peccato della blasfemia contro lo Spirito Santo. Ma quando io non perdono mio fratello, Dio non perdonerà a me. E se Dio non mi perdona, come si diventa il mio rapporto con Dio? Já avete percepito? Sarà fragile, sarà debole, sarà completamente allontanato. Quando ce l'ho qualche amarezza, o meu rapporto com Dio se va. Perciò io devo imparare a perdonare. Perdono é um atteggiamento que transforma a minha vida, a minha história. Perdono guarisce la mia anima. Perciò che il mio rapporto con Dio è collegato o quanto io perdono le persone. E così quando le persone sbagliano con te, tu devi vedere con gli altri occhi, vedere che opportunità che io ce l'ho adesso di saltare un gradino, 2 gradini della mia conoscenza, nella mia esperienza con il Signore. Tu já hai manifestato gratitudine per un tradimento, per un sbaglio di un fratello, di una persona contro di te? Perché lì è l'opportunità di dare un passo di crescita spirituale nella conoscenza del Signore. Perché quando noi cerchiamo di fare la nostra vendetta, cerchiamo di agire ao opposto di Dio, cerchiamo di mantenere l'amarezza, noi stiamo perdendo una esperienza con il Signore. Ma quando soffriamo e lasciamo Dio, è con te. Tu lo sai. Io sto soffrendo per questa situazione. Tu lo sai. Io ho la voglia di prendere questa persona e fare così, clac, e distruggere, ammassare questa persona a Dio. Io ce l'ho questa voglia, Signore. Tu lo sai. Ma in quel momento io comincio, Signore, io non posso continuare così. Io non posso desiderare questo. Signore, questa storia è successa nella mia vita perché tu hai permesso
alla mia crescita. Signore, questa storia io lascio nelle tue mani. E adesso c'è un sollievo, c'è una guarigione, c'è una trasformazione. E io posso guardare quelle persone con gli occhi di pace. Perché il problema non è mio, è loro. Il problema sarà mio quando eu mantengo l'amarezza, o dolore e la mancanza di perdono. Ma quando eu consegno ao Signore, uau! C'è qualche persona que tu hai dificuldade de vedere hoje? E eu confesso. Qualche tempo fa eu avevo uma certa dificuldade de vedere certe persone. Ma oggi non importa. È stato interessante quando è stato giovedì, no? Questa settimana stavo uscendo dalla chiesa e questa persona che io avevo difficoltà di vedere, io stavo passando con la macchina e lui passava com questa macchina qua. E ho visto questa persona, voi non potete immaginare la pace che c'era dentro di me. Ho visto e ho fatto un sorriso, ma non di ironia, ma un sorriso mi sentivo bene. E stavo preparando questo messaggio. È una guarigione che Dio ti dà. Perciò io devo sentirmi libero di guardare le persone che mi offendono, perché il problema non è mio. Io devo retribuire quello che Dio mi ha dato. E quello che Dio mi ha dato è il perdono, è il suo amore, è la sua grazia, è la guarigione della mia anima. È questo che io devo offrire alle persone. Perciò Paulo in questo momento stava dicendo a quella chiesa: attenti perché il comportamento di un pagano distrugge tutto questo principio del perdono. E quello che abbiamo visto 2 settimane fa, ci sono tanti slide che abbiamo visto là, o comportamento di un pagano. E era intelligenza ottenebrata, estranea alla vita di Dio, ignorante, indurimento del cuore, senza sentimento, dissolutezza e avidità insaziabile. Perciò lavoreremo questa mattina su questi punti qua, come che quando eu não perdono, eu estou vivendo o comportamento de um pagano. E o primo punto qua è intelligenza ottenebrata. Perciò una persona che non perdona ha la sua intelligenza ottenebrata. Che cosa è una intelligenza ottenebrata? C'è la intelligenza. Ha la intelligenza. La persona sa o perché, ma è ottenebrata. Che cosa è ottenebrato? Non c'è luce. È qualcosa che tu non riesci a distinguere bene. È una cosa che è annabbiata. Ossia, non c'è la rivelazione di Dio. È ottenebrata perché non c'è discernimento di fatti. Noi non vediamo la situazione con la luce del Signore, vediamo la situazione con la intelligenza ottenebrata, non riusciamo a distinguere i fatti, non riusciamo a percepire come le sono i fatti. Ossia, noi vediamo le situazioni, ma la nostra capacità di discernimento è offuscata. Ossia, la nostra capacità di discernere i punti è completamente sbagliata. Noi stiamo vivendo oggi un mondo molto triste perché queste ideologie e filosofia stanno cominciando ad avere sopravvento sulla parola del Signore, sulla dottrina della parola del Signore, sulla teologia della parola del Signore, sulla ricchezza della parola del Signore. Sono le persone con la intelligenza ottenebrata. E scusate quello che io parlavo, ma non chiedo scusa, no? Quando vedo questa Olimpiada dove 2 uomini ricevono una medaglia di oro perché hanno picchiato una donna, queste sono le persone che sono a favore intelligenza ottenebrata, perché una ideologia ha occupato un posto che apparteneva al Signore. Le tenebre sono state occupando un posto dove c'era la luce del Signore. E noi stiamo vivendo oggi in questo senso che si può, non è un problema, è un problema. La intelligenza che il Signore ti dà è la luce di Cristo che si rivela. Una persona che non perdona è una persona che ha la sua intelligenza completamente nella nebbia. Non capiscono. Qua nel Veneto noi sappiamo che cosa è guidare con la nebbia. Tu só riesci a vedere 10 metri, 20 metri. Quando stai guidando con la macchina, la tua velocità si bassa perché è troppo rischioso. Perché noi non riusciamo a vedere tutto. Adesso nell'estate vediamo tutto. La nostra capacità di discernimento è più grande. Quando noi stiamo con nostra amarezza, dolore nel cuore, la nostra incapacità di discernimento è offuscata. Perciò che noi non siamo intelligenti. Abbiamo la intelligenza, ma è completamente ottenebrata. Perciò che il discernimento della grandezza del perdono non penetra no nostro cuore. I pagani sono così.
I cristiani hanno la luce. E é lì che io devo manifestare. La mia vita non è teoria, è trasformare questa conoscenza in pratica. Perciò io non posso abbandonare questo principio di vedere la ragione di ogni situazione che stanno succedendo nella mia vita. Perché creare questa amarezza nel cuore? Perché avere una vita amareggiata, una vita con dolore, con sofferenza? Perché? Cristo mi ha insegnato il perdono. Io ero nemico di Dio nel momento che Lui è andato sulla croce per amarmi e perdonarmi. Io ero nemico di Cristo. E Lui mi ha insegnato il perdono. E adesso devo perdonare allo stesso modo di Cristo. Una persona di sofferenza è una persona che vive nell'amarezza e vive nella malattia spirituale profonda quando non perdona un fratello, una sorella o una persona qualsiasi. O problema é loro, não é tuo. Se qualcuno ti ha fatto un grande sbaglio, o problema è loro. La nostra risposta è il perdono di Dio, è l'amore di Dio, è la grazia di Dio. La nostra risposta è quello che c'è dentro di noi. È la presenza dello Spirito Santo. È lì che io rispondo. Perciò io devo aprire gli occhi spirituali e vedendo le cose con la luce del Signore. E gli occhi spirituali è un miracolo nella mia vita. Dio vuole fare un miracolo nella tua storia nel momento che tu subisci un grande danno. È lì che Dio vuole trasformare questa storia, ma è Dio che vuole usare la tua storia. Secondo ponto, la caratteristica di un pagano, il testo dice che erano estranei alla vita di Dio. Che cosa significa estranei alla vita di Dio? Non riesco a essere inseriti in una comunità dove fluisce lo Spirito Santo. Non riesce a essere inserito in una comunità dove lo Spirito Santo, dove Dio está parlando. Não riesce a essere inserito dove l'amore di Dio está abbondando in ogni cuore. Non riesce a essere inserito dove la grazia di Dio esiste. Quando la persona ha difficoltà di perdonare, dimostra la mancanza completa della conoscenza del Signore. Estraneo alla vita di Dio significa estraneo alla conoscenza di una vita con Dio. E un pagano è così. Senza intimità con il Signore non esiste perdono. Perciò rifiutare il perdono significa rifiutare la presenza del Signore. Quando eu me rifiuto de perdonar uma pessoa, estou dizendo, eu me rifiuto de haver uma conoscenza del Signore. Estraneo alla vita del Signore. É um comportamento incoerente com a fede. Se nós não facciamo questo, la nostra vita è estranha a Dio. Puoi immaginare um cristiano que canta, que predica, que adora o Signore, e o Signore está dizendo, se tu não perdona, tu sei estranho a me. E é quello che succede. Se io non perdono, meu comportamento è di un pagano. Perciò la mia vita è estranha. Noi abbiamo imparato do Signore. Adesso dobbiamo manifestare. O Signore mi ha perdonato. Perdona. E l'ingano, o problema che succede con te è la opportunità di adesso avere questa intimità con il Signore e offrire o perdono. Noi siamo tante volte un elemento immerso na gente senza che noi non ci sentiamo parte. Tu já sei andato in una festa dove sembrava che tu era estraneo? Tu já sei entrato in una chiesa che sembrava che tu era un estraneo? Tu já sei andato in un ambiente e sembrava che tu, che cosa faccio qua? É a stessa esperienza di una persona che non perdona. Entra in un ambiente e non si sente parte. Um ambiente spirituale. Perché sembra che c'è qualcosa che non va. La gente canta, adora o Signore, ma io non mi sento nel cuore di adorare, di cantare. Io non mi sento nel mio cuore di parlare, di leggere la parola, perché io sono estraneo ao Signore. O problema è che mi manca questo perdono. Se noi non sentiamo parte della storia della vita della Chiesa del Signore. Eu devo entrare nella mentalità del Signore. La mia mente deve essere la mente di Cristo. La mia mentalità è il pensiero di Cristo, não é o meu pensiero. Nós não possiamo exigere di una persona che perdona se la persona non conosce o Signore. Tante volte noi esigimos delle persone delle cose che la persona non è in grado di fare. E se una persona non conosce o Signore, non perdonerà mai. E tante volte ascoltiamo quella frase, io perdono, ma non dimentico. Jó perdonato, ma basta non vederlo. Não existe questo.
Sì, ho perdonato, ma lui è là, io qua. Non esiste questo. Io perdono. Io sono pronto a um sguardo d'amore. Prendere um café assieme è l'altra storia. Ma um sguardo di compassione e misericórdia, tra pouco parleremo su questo, deve avere. Perché io non sono estraneo al Signore. O Signore mi ha insegnato questo. Perciò io devo imparare questo principio, che io non ero una persona giusta e o Signore mi ha perdonato. Prima di conoscere il Signore, è lì che eu devo, e dopo che eu devo perdonare. Senza conoscere il Signore io non perdono. Ma quando eu conosco il Signore, fluisce o perdono. Perché ho tante persone che non conoscono il Signore, non hanno vita con il Signore, perciò eu non posso exigere che perdoni. Tu conosci o Signore. Perciò se tu conosci o Signore, o perdono per te è una cosa semplice. Avete capito la parola semplice? Fluisce normalmente. Terzo punto di questo testo del comportamento dei pagani è la ignoranza. Ignoranza, o possiamo dire, è un ignorante. Che cosa è un ignorante? Che non sa. Oppure ha imparato e non mette in pratica. Ma questo è un stolto. Perciò un ignorante alle cose del Signore è un comportamento di un pagano. O comportamento di un pagano é o comportamento senza conoscere il Signore, senza avere la grazia del Signore, senza conoscere l'amore del Signore. Quando manca un perdono, nós possiamo chiamare di questa persona di un ignorante. E sembra uma parola pesante. Ma la persona está dimostrando um comportamento molto più pesante que questa parola ignorante. Uma chiesa que há na vida com o Signore é uma chiesa que cammina e pensa nelle cose del Signore, e quando a chiesa está caminhando e pensando nelle cose del Signore, o Signore se revela e parla con noi, e nós não saremo più ignoranti. É lì che eu manifesto o perdono. Quando c'è questa unità di popolo di Dio, nós estamos escapando della ignoranza. Quando siamo uniti com um corpo solo, nós estamos escapando de questa ignoranza. Quando cominciamo a criare divisione e separazione per il problema, è perché siamo ignoranti e non permettendo che o perdono possa unirci. E è questo il principio della ignoranza, perché io non vorrei vivere quello che il Signore vuole rivelare a me. Ignoranza completa, inconsapevolezza completa, possiamo chiamare di analfabetismo della parola do Signore. Tante volte nós siamo un analfabeto em italiano, mas siamo tante volte analfabeti della parola do Signore. Noi non leggiamo la parola, perciò che noi non impariamo la grandezza del perdono. Un ignorante non perdona. Perciò questo è un comportamento di un pagano. Solo ignorante che non riesce a perdonare. Ma noi conosciamo la parola do Signore. E perciò la ignoranza non fa parte di quello che veramente conosco il Signore. E adesso, conoscendo la parola do Signore, eu devo mettere in pratica. E quando que eu posso mettere in pratica? Quando c'è la situazione. Eu não posso mettere in pratica se não c'è il fatto. Eu só posso mettere in pratica quando esiste la situazione. È o tradimento, è l'abbandono, è o sbaglio. È lì che adesso inserisco o perdono. Não existe lá outro modo. Quarto ponto. Comportamento de um pagano é endurimento do cuore. Que coisa é um cuore duro? Tu conosci quella persona que tu parla e niente? Tu conosci quella persona que tu riesci a spiegare che 2 più 2 sono 4, è così? Per me no. Tu riesci a ricordarsi di una persona che tu hai spiegato in modo chiaro i principi, ma la persona rifiuta? Cuore duro. E é interessante que Paulo estava falando do comportamento de um pagano, endurimento del cuore. Interessante que Jesus parlava, anche voi avete o cuore duro. Interessante vedere che nell'Antigo Testamento tanti personaggi avevano o cuore duro, perché non volevano sentire la parola del Signore. Endurimento del cuore. Dio faceva de grandi miracoli e grandi segni, e o popolo di Israele aveva o cuore duro, se lamentava. Dio continua a fare delle grandi cose nella nostra storia e nós stiamo ancora se lamentando e pensando no negativo, nel problema. Cuore duro, comportamento di un pagano. Perciò un cuore duro c'è resistenza, non permette che lo Spirito Santo possa trasformare la nostra vita. Perché o cuore duro? Perché io sono giusto. Perché o cuore duro?
perché nessuno capisce quello che sto vivendo, perché o cuore è duro, perché eu não vorrei che Dio faccia-mi vedere al suo modo le situazioni. Abbiamo cantato un cuore qua, nessuno è come te. Un cuore duro, in quale modo canta questa musica? Nessuno è come me. Ossia, io sono meglio di tutti, tutto quello si sono contro di me. O meu cuore è duro perché la persona deve gradire a me. Io sono il centro della storia, cuore duro. Io devo essere servito da tutti. Perciò un comportamento di un pagano, di una persona che ha il cuore duro, mantiene l'amarezza. E serba questa amarezza dentro del cuore. E não permite que o Espírito Santo possa penetrar e revelar le cose profonde. Não permite que o Espírito Santo possa falar e transformar a vida. O cuore é ancora resistente. Mas questo é comportamento de pagano. Comportamento de cristiano é o comportamento come Davide. E perciò che Davide era uomo secondo il cuore di Dio. Perché Davide aveva o cuore plasmabile. Nonostante i suoi sbagli, Davide riconosceva: questo uomo che sbaglia sono io. Questo uomo che deve crescere sono io. Questo uomo che deve fidarsi di te, Signore, sono io. Questo uomo che ha questo dolore, questo problema, sono io. È questo cuore plasmabile che c'è nel cuore di una persona che vuole vivere il perdono. Signore, questa persona ha fatto questo con me. Ma io sono pronto a perdonare e anche a crescere espiritualmente in questa situazione, a creare delle radici molto più profonde nella mia fede e a vivere una vita molto più salda in te. È un cuore plasmabile, ma un cuore duro è impossibile. Perciò che non è per forza, è per il potere dello Spirito Santo che si trasforma una persona. Se un giorno tu hai parlato con qualcuno che ha il cuore duro e la persona non cambia, lascia. Lascia. È soltanto lo Spirito Santo che può trasformare quella vita. E noi non possiamo occupare un posto che è di Dio. Cuore duro è con il Signore. Un cuore resistente non vede la gloria del Signore. Un cuore duro non vive le esperienze con il Signore. La parola non penetra. Perciò un cuore duro non crede nella potenza di Dio. Un cuore duro non crede nei miracoli. Un cuore duro non crede che Dio può trasformare quella tristezza in gioia. Ma quando il cuore è plasmabile e il Signore comincia a lavorare, noi cominciamo a vedere le cose in modo diverso. E la trasformazione del Signore succede. Cuore duro è di un pagano, un ragionamento vuoto, un ragionamento umano. Ma Dio vuole un cuore plasmabile. Quando la persona è pronta a imparare e a crescere. E per imparare a crescere, la persona è pronta a perdonare. Perciò via di voi ogni amarezza. Perdonatemi come io vi ho perdonato. E è questo il principio per un cuore plasmabile. Romani 12, 19 e 21. Non fate le vostre? Non fate le vostre? Miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio. Io vorrei fare la mia vendetta. Ma Dio sta dicendo: Caio, lascia con me. Io ho visto la ingiustizia contro di te. Perdona questa persona. Sia guarito della tua anima. Perdona la ingiustizia di questa persona contro te e lascia questa persona con me. La ira del Signore è molto più forte che la mia ira. Io devo fidarmi del Signore. Un cuore plasmabile, Signore, è con te. Un cuore duro, Signore, è con me. Un cuore plasmabile, Signore, agisci tu. Un cuore duro, io agirò. Lasciate con il Signore. Non fate le vostre vendette, miei cari. Lasciate, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto, che cosa dice il Signore? A me la vendetta. Io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, che cosa deve fare? Se il tuo nemico ha sete, che cosa deve fare? Dale da bere.
Perché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vincere il male con il. Questa è la parola del Signore? Sì o no? Tu credi in questa parola del Signore? C'è qualche persona che tu hai difficoltà oggi di dare da mangiare e dare da bere? Perdona questa persona e lascia che il Signore farà qualcosa di straordinario in questa storia. Non lascia che il tuo cuore duro e resistente, lascia che il Signore dei miracoli e di trasformazioni possa cambiare questa storia. Tutto è con il Signore. O Signore não está cieco, neanche sordo. O Signore agisce em favore de te. E o Signore fará dei miracoli nella tua vita dal momento que tu perdone. É lì que agisce. Se hoje tu está com uma dificuldade com uma pessoa, tu não estás vivendo na experiência de transformação com o Senhor e tu não riesci a sentir o agire do Senhor. Dal momento que tu lascia com o Senhor, é lì que tu vedrai le grandi cose que o Senhor fará. Tudo é com o Senhor. Não lasciar-te vincere dal male, ma vince o male com bem. É uma frase que eu sempre uso. Eu só posso offrire aquilo que c'è dentro de mim. E aquilo que c'è dentro de mim é o bene. Aquilo que c'è dentro de mim é l'amore do Senhor. Aquilo que c'è dentro de mim é o Senhor. É aquilo que eu devo offrire alle persone. E quando le persone mi offrono il male, é porque loro que stanno vivendo um problema. Não sono io. Ma o loro problema não pode transformare la mia storia. L'altro ponto dei pagani è che loro erano senza sentimento. E é così che la Bibbia dice, loro sono, o pagani sono senza sentimento. E questa espressione è forte. Loro non avevano compassione, non avevano misericórdia, não avevano l'altruismo, pensavano soltanto a loro stessi. Ossia, io sono il centro della storia. O problema è loro. Que se dane, e que sofrano, e que possam vivere il problema più grave. Adesso desidero che succeda coisa. Senza sentimento. Senza sentimento. Cristo Gesù mi insegna l'altra cosa. Perciò che Gesù vide la gente e ebbe compassione. Gesù vede la gente e manifesta misericórdia. Luca 23:34. Che cosa dice lì? Luca 23:34. Gesù diceva, Padre, perdona loro, poiché non sanno quello che fanno. Che cosa loro stavano facendo con Gesù in questo momento? Chi si ricorda? Dove era Gesù in questo momento? Sulla croce. E che cosa Gesù risponde? Perdona loro. Nessuno ti ha messo ancora sulla croce, no? Tu diz, pastor, tu não conosce. Nessuno ti ha messo alla sofferenza di Gesù. C'è un'altra storia. Atti 7, 59, 60. E continuare a lapidare Stefano mentre pregava e diceva, Signore Gesù, accoglie meu spirito. Ma Stefano non si ferma qua. Poi messosi in ginocchio, gridò ad alta voce, Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo si addormentò. Gesù ci insegna questo. Stefano mi insegna questo. Qualcuno já ti ha lapidato con le pietre veramente? Sul Piave ci sono tante pietre grandi là. Nessuno ha fatto ancora questo con te. Con Stefano stavano facendo. Quando eu sono no centro della storia, eu não riesco a dire queste frasi. Quando eu sono no centro della storia, eu comincio a inculpare la gente. Eu não guardo o meu problema e i miei difetti. Senza sentimento. Perciò quando eu vedo um fratello, una sorella che sbaglia con me, è lì che devo manifestare compassione, misericórdia e la grazia do Signore. È lì che devo guardare il mio fratello, la mia sorella e dare un abbraccio. Qualche fratello e sorella já ti ha deluso qua? Cara, só non vi chiedo adesso di dare un abbraccio a questa persona, altrimenti tutti voi venite a darmi un abbraccio, no? Ok. Qualcuno já ti ha ferito? Prima di uscire di questa sala, per favore, vá lá e dica, io so che ho una difficoltà con te, ma mia sorella, mio fratello, io ti amo. E non è perché o pastore ha predicato, è perché Dio ha trasformato la mia vita. Non uscire di questa sala senza dare un abbraccio a quella persona che per te è difficile.
Noi abbiamo tanto da litigare con il diavolo, perché litighiamo con i fratelli dentro della Chiesa. Noi abbiamo tante persone del mondo che veramente vogliono distruggere la nostra vita, e noi dobbiamo unirci come Chiesa, perché noi tante volte criamo confusione com i fratelli dentro della Chiesa. Perdona quando sbagliano, fa parte della vita. Cresca in questa area, manifesta um sentimento de grazia, manifesta um sentimento de compaixão e misericórdia. Quella persona deve essere amata, deve essere amata. Nós dobbiamo manifestare um sentimento de compaixão. Per um pagano não é facile, mas per um cristiano é facile, perché noi camminiamo com o Signore. Per um pagano, abbracciare una persona che ti ha deluso è difficile, ma per un cristiano io abbraccio perché è mio fratello, la mia sorella. Io ti amo nell'amore del Signore. Noi abbiamo un sentimento verso gli altri perché siamo cristiani. Noi siamo stati chiamati a manifestare i sentimenti verso tutti. Anche se noi siamo un po' così, dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo ti guidi e stare vicino a queste persone che sono difficili. Perdonare e avere empatia con quello che sbagliano e vedere la situazione loro di peccato. E è lì che io cerco di guarire la sua situazione. Perdonare e manifestare compassione verso la ignoranza di un traditore. Ignorante è loro, non sono io. O problema è loro. E è lì che io manifesto la grazia, la compassione. E è lì che io dico, Dio, non imputi il loro peccato, ma io voglio manifestare adesso un sentimento di compassione, un altruismo, un sentimento di misericordia in questa persona. Pagano non ha sentimento, ma noi abbiamo dei sentimenti. Tu já hai pianto com quelle persone che ti hanno offeso? È prezioso questo. È una guarigione alla nostra anima. È quello che Dio ci insegna. E come ho detto, io perdono e io abbraccio. Ma prendere un caffè? Vediamo. Vediamo. Se c'è un profondo ravvedimento, prenda um café, um cappuccino, uma brioche e stiamo assieme. Ma o perdonare è diverso di un camminare assieme se non c'è un ravvedimento di un fratello. O perdono è da parte minha verso la persona. L'altro punto, um comportamento di un pagano è dissolutezza. O che cosa è dissolutezza? Non misurare le conseguenze degli atti. Non misurare le conseguenze delle decisioni. Non avere delle regole e disciplina. Avere una vita spericolata. È una caratteristica di un pagano. Mantenere l'amarezza nel cuore e non perdonare. Noi insegniamo a tanta gente, a tante persone a continuare nell'amarezza, nel cuore. E qua mi preoccupo tutto con i genitori. Quanti figli di credenti oggi hanno abbandonato la fede? Perché i genitori hanno insegnato l'amarezza, a non perdonare. E i figli che hanno imparato l'amarezza e non a perdonare, abbandonano la fede. Quanti genitori hanno la dissolutezza, non misurano le conseguenze degli atti? Perché stanno insegnando in figli un principio di amarezza e non perdono. Dissolutezza è non percepire le conseguenze sulla vita futura. Quante conseguenze ai figli e a future generazioni quando vedrà un papà e una mamma con amarezza no cuore contro un pastore e contro una chiesa. Quanti figli i genitori hanno messo fuori dalla chiesa perché i genitori hanno avuto amarezza con un pastore e con la chiesa e dopo i figli crescono e dicono quello pastore che ha fatto questo con mio papà, quello pastore che ha fatto questo con la mia mamma, quello pastore con la chiesa che hanno fatto questo con i miei genitori, io non starò mai là dentro e deciderò per andare fuori. E questo purtroppo succede. Ma se i genitori cominciano a vedere, mio figlio, o pastore è sbagliato con me, la chiesa è sbagliato con me, ma la grazia, l'amore di Dio, o perdono esiste. E nonostante questo sto assieme. E quando o filho vede o pastor e o papà abbracciado lì, e o filho dirà, c'è qualcosa di diverso. Questa chiesa adesso eu comincio a capire che veramente c'è la potenza di Dio. E quando i genitori stanno assieme con la chiesa, insieme con i responsabili, insieme con il popolo di Dio, i figli seguiranno. Dissolutezza è quando noi pensiamo solo a noi stessi e non misuriamo le conseguenze dei nostri atti.
Perciò quante volte perdiamo una generazione preziosa perché noi stiamo insegnando la mancanza di perdono. Questo è il comportamento di un pagano. Tanti figli sono lontani oggi del Signore perché i genitori hanno insegnato una mentalità di pagano. Sparlando. E i figli cominciano, una chiesa così, basta. E preferiscono vivere una vita di pagano. O pagano ha la dissolutezza. Noi come cristiani sappiamo le conseguenze e perciò che noi prima di dare qualsiasi passo o aprire la nostra boca, noi misuriamo le conseguenze dei nostri atti. E i nostri figli sono preziosi. Eu não posso perdere. Quante famílie sono distrutte oggi perché manca il perdono? Quante famiglie distrutte oggi perché manca questa grazia? Quante famiglie distrutte perché sono state serbate l'amarezza nel cuore? Pagani sono così. Perciò, genitori, insegnate ai vostri figli il perdono. E quando qualcuno sbaglia, dica ai vostri figli: venite qua, mio figlio e mia figlia. Ho vissuto questa situazione. Ai nostri occhi umani, mio figlio, è successo questo. Ma nostro Dio ha insegnato um alto princípio. E quando, meu filho, eu era um grande pecador, e Gesù è morto su quella croce per i miei peccati, e mi ha perdonato, meu filho. Adesso, meu filho, eu ensino a te que eu devo perdonare questa persona. E adesso eu dirò a questa persona: eu te amo, perché Dio mi ha insegnato. O tuo figlio dirà che cosa? È questo Dio che io desidero nel mio cuore. È questo Dio che io vorrei conoscerlo. E è lì che esiste una guarigione di famiglia, una guarigione di una persona e una trasformazione. O pagano ha una vita dissoluta perché non misura le conseguenze. Un cristiano comincia a vedere le conseguenze e cambia la storia. Perciò o perdono è un insegnamento che dobbiamo fare in famiglia. Altrimenti la nostra famiglia sarà una famiglia pagana. La tua famiglia di casa oggi è più cristiana o pagana? La tua famiglia dentro di casa oggi vive i princípi do Signore o di un pagano? Non esiste metà strada, ok? O è qua o è là. E quando c'è qualche crisi, la tua famiglia manifesta il perdono o manifesta l'amarezza, il dolore, o litigare, o conflitto? E è lì che vediamo la guarigione del Signore. E l'ultimo punto. Un pagano ha una avidità insaziabile. O peccato mai soddisfa, la vendetta mai soddisfa. Noi cerchiamo sempre di più male verso la gente. E di più. Ah, sono offerto questo? Ah, ma di più. Ah, c'è anche questo? Ah, bene, molto bene. Signore, continua adesso a fare il male contro di loro. E questa sazietà, come si chiama? Sazietà di vendetta, ossia, desejo di più. Non è così per un cristiano. O Signore sta agindo, è con il Signore, ma io ce l'ho misericórdia e grazia. Um pagano ha una avidità insaziabile, non è mai soddisfatto. Sempre cerca la vendetta, sempre cerca o male. Um pagano sempre non si contenta di vedere o male con le persone. Non è così con noi. Eu devo fare il bene, aquilo que abbiamo letto. Eu devo dare da mangiare. Ah, está sofrendo la fame? Não, eu devo andare lá e portare um cibo. Está sofrendo la sete? Eu devo dare lá um bicchiere d'acqua. Ou forse una bottiglia, non lo so. Eu devo portare acqua a questa persona. É questo che il Signore mi insegna. Per un pagano no. O desiderio di un pagano è che tutto possa soffrire. La Chiesa deve crollare, le persone devono soffrire le conseguenze. Io sono no centro. É così eu sento la storia di un pagano. Ma quando nós siamo cristiani, nós sofriamo quando loro stanno soffrendo. È lì o cambiamento. Non esiste questa avidità insaziabile dentro di me. Perciò che o perdono guarisce la mia anima. O perdono guarisce una persona. O perdono mi trasforma. Adesso questo malumore si diventa sorriso. Questo malumore che eu ce l'ho adesso c'è una gioia abbondante. Eu non ce l'ho quello muso, quella tristezza amara nel mio cuore. Perché quando eu perdono, io sono libero. E è questo il Signore che mi insegna. Perciò Cristo mi insegnò questo. Perciò o perdono è un comportamento di un cristiano. L'amarezza è un stile di vita di un pagano. Da che parte tu sei?
se lo Spirito Santo ti ha rivelato oggi, i tuoi passi di decisione ti diranno da quale parte che tu sei. Paulo elenca questo comportamento di un pagano, come ha elencato anche un comportamento di un cristiano per mantenere questo uno. La decisione dove camminare è nostra. E quando soffriamo una ingiustizia grande, è lì che eu devo decidere. Perdonare o l'amarezza? La decisione è nostra. L'amarezza consoma le mie ossa, consoma la mia anima, consoma la mia vita e io soffro tanto. Io perdono guarisce, mi dà gioia, alegria e io vivo na intensità com o Signore. La decisione è mia. Amém, Chiesa? E per favore, Chiesa, se c'è qualche problemino qua dentro, c'è aria condizionata, possiamo rimanere oggi fino a qualsiasi orario qua, ok? Risolve o problema com tuo fratello ou tua sorella. Não uscire com qualsiasi amarezza com qualcuno qua. Amém? Eu só posso ficar qua fino alle 5, eu devo andare a Padova, ok? Ma risolvete subito. Não permette l'amarezza. O popolo di Dio è un popolo che vive nella gioia e nella allegria, nell'entusiasmo. Un pagano è un popolo triste. Preghiamo. Pensa nella tua storia. Non pensa no tuo fratello, na tua sorella in questo momento. Pensa in te. È un messaggio semplice questo di oggi, ma allo stesso tempo molto difficile. Já abbiamo sentito, ascoltato tante volte o perdono. Ma è una decisione che dobbiamo fare. Perdonare i miei fratelli e mie sorelle. Stare ao fianco. E non usare quella scusa, il pastore ha parlato del caffè, ok? Io perdono, ma il caffè no. No. Con i fratelli e sorelle, qua nella chiesa, io prendo un caffè. Io sistemo questo. Io cammino assieme perché lo Spirito Santo trasforma la nostra vita. Nosso Padre, como nós siamo sensibili a questa area. Quanto noi vogliamo la nostra giustizia, la nostra vendetta. Quante volte vogliamo che le persone possano sparire dalla nostra vita. Ma no. Tu mi hai insegnato perdono e guardare le persone con misericordia e compassione. Tu mi hai insegnato perdono. E quando io perdono una persona, Padre, quanto tu mi fai prosperare. Quando eu perdono, Padre, o quanto eu sono libero. Quando eu perdono, Padre, que entusiasmo de vivere. Prego per me, per i miei fratelli e sorelle qua. In modo che nessuno qua, tutti noi, non viviamo, Padre, questa sofferenza dell'amarezza, ma la gioia della libertà in te. Guarisci la tua Chiesa, Padre. Guarisci con la potenza del perdono. E che lo Spirito Santo, come abbiamo cantato prima, possa venire su di noi, trasformare il nostro cuore, che era duro, in un cuore plasmabile, pronti alla tua rivelazione. Guarisci. E che io possa vedere i miei fratelli e sorelle con la tua grazia e con il tuo amore. Grazie. Nel nome di Gesù. Che la tua Chiesa sia una Chiesa di grazia e di perdono. Dove i fratelli e sorelle sbagliano e sbaglieranno tanto, ma lì perdoneremo tanto, tanto, in modo che possiamo continuare a proseguire in questa strada, perché il nostro sguardo è Cristo Gesù e il nostro traguardo è Cristo. È lì che c'è onore e gloria a te. Grazie, Padre. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Dá um abraço alla persona ao tuo fianco. E pode dire questa persona una frase bem semplice.
Può continuare sbagliando con me perché io ti perdonerò, ok? Può continuare a fare dei sbagli con me che io ti darò anche un abbraccio di perdono. Non c'è problema, ho imparato adesso che io devo perdonare quando tu sbagli. Ok? Se tu ce l'hai tuo marito o tua moglie, meglio ancora, ok? Io faccio. Possiamo stare in piedi? Possiamo offrire questo momento di decima e offerta, consacrazione. Noi ringraziamo a Dio per questa chiesa, perché quel momento difficile noi abbiamo avuto soldi per avere il riscaldamento e anche adesso il raffreddamento, no? E possiamo stare in un culto qua domenica al fresco. Chi si ricorda l'anno scorso? Abbiamo sofferto, ma grazie a Dio. E continuiamo la fedeltà. Oggi le persone già mi hanno detto, pastore, il corridoio. Io lo so, la sala nera può darsi. Já abbiamo usato ieri sera, già era gradevole. Là in fondo, chissà. Ma cari, vogliamo fare e servire il Signore o meglio. Ma non per la Chiesa avere questo, ma portare più gente a ascoltare e vivere la grandezza dell'amore di Dio. Perciò che sono le decime le offerte. Questa Chiesa qua vive con tutte le decime offerte della Chiesa. Perciò è questo il momento della nostra fedeltà al nostro Signore. Cantiamo? Quale cantico? Tu sei santo. Tu sei santo. Cantiamo, offriamo e facciamo questo con gioia. 3, 2, 1, via. Sei santo, Tu sei santo. sei potente, Sei potente. tu sei degno, Tu sei degno. degno di lode, Degno di lode. ti seguirò, Ti seguirò. ti ascolterò, Ti ascolterò. e per sempre, E per sempre. ti amerò. Io Signore. canterò e loderò il grande l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò e ci prostrerò davanti a Re. Se io canterò, io loderò il grande l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò e mi prostrerò davanti a Re. Principe di pace, ogni dì vivrò per te. Sei Signore. Canterò, io loderò il grande Re, l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò e mi prostrerò davanti a Re. E io canterò, io loderò il grande Re, l'onnipotente, io l'amerò, l'adorerò e mi prostrerò davanti a Re. Principe di pace, ogni dì vivrò per te. Principe di pace, ogni dì vivrò per te. Principe di pace, ogni dì vivrò per te. Padre, ti siamo grati per questo momento, Signore, ti siamo grati per la possibilità di sentire la tua parola, Signore, grazie per questa domenica, Padre, ti ringraziamo per la possibilità di sentire la tua voce, sentire la tua presenza, poter venire qua e lodarti con un cuore verso di te che ti ama, Padre. Ti ringraziamo per questa possibilità, Padre. Ti siamo grati per le benedizioni, ti siamo grati perché ti prendi cura di ogni singolo dettaglio della nostra vita, Padre. Grazie per questo momento, nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Ok, gli avvisi. Non dimentichiamo, 1 settembre, battesimo. Ok, già abbiamo 7 persone, forse 8. Ieri una persona mi ha cercato, pastore, anch'io. Wow, che allegria. E è bello vedere il Signore facendo questo, soprattutto con i nostri giovani, ragazzi, adolescenti.
che stanno vivendo questa esperienza con il Signore Gesù. Così, 1 settembre, un altro giorno dei battesimi, ok? Non dimenticare, come sempre, il culto qua al mattino, finiamo qua, andiamo a Covo di Pederova, a Covo di Piave, no? Che adesso ha cambiato il nome, ho visto là, e staremo lì a celebrare il nostro Signore. Ok, giovani coppia, 15 di agosto a Padova, ok? C'è un parco lì, per informazioni potete parlare con giovani coppia, ok? Sarà là, prossimo avviso. Rallegrati, 7 di settembre, lì sarà Mestre di Venezia, Mestre, c'è una chiesa CCMI, e è un evento di tante chiese qua del Nord-Est e è una celebrazione musicale, ok? Sarà un sabato alle 18:30 e per tutti quelli che vogliono andare lì in questo evento musicale, ok? Ok, basta? Ci sono gli altri avvisi? Mi sono dimenticato di qualcosa? No? No? Domani preghiera, ok? Peschi solo, no? Va bene, grazie. Se tu sei con oggi la prima e seconda volta, Dio ti benedica e vendo questo perdono di Dio, ok? Grande abbraccio. Ciao.